3 ricoverati in terapia intensiva in poco meno di 48 ore, tutti e 3 non vaccinati. Questo è il dato diffuso a metà pomeriggio dall'ULSS 2. Si tratta di un 65enne con diabete, di una 67enne con ipertensione e una donna di soli 34 anni gravemente obesa. I primi due si trovano a Vittorio Veneto, la terza a Conegliano. L'ennesima dimostrazione per il direttore generale Francesco Benazzi che la vaccinazione resta lo scudo principale al virus. È uscita dalla terapia intensiva invece la donna rumena ricoverata inizio ottobre e riconducibile al focolaio esploso nell'azienda vinicola di Valdobbiadene. Più in generale il trend del contagio è in decremento con gli immunizzati che sono oltre il 78% della popolazione over 12. Nelle 24 ore le dosi somministrate sono state circa 2500, più di 1100 sono primi cicli. In tanti infatti stanno correndo i ripari in vista dell'estensione dell'obbligo di Green Pass, anche se su questo fronte l'intenzione dell'ULSS è quella di aumentare la capacità di effettuare tamponi da parte dei Covid point pubblici. L'obiettivo è garantirne 8.600 al giorno, quota comunque inferiore a quella stimata dai sindacati che nella Marca parlano di 30.000 lavoratori non vaccinati. Altro capitolo, quello dei sanitari Novax, ci sarebbe un'ulteriore trentina di dipendenti a rischio sospensione. Nulla però fa sapere sempre il direttore generale che possa bloccare la macchina sanitaria. Tra l'altro annuncia l'11 novembre sarà pubblicato un nuovo bando per l'assunzione di 80 infermieri. Si svolgerà invece entro la prossima settimana l'autopsia sul corpo di Nadia Positello, la gelataia di 49 anni di Maser, morta lunedì mattina dopo aver accompagnato la figlia a scuola. La donna era stata vaccinata il 30 settembre scorso con Pfizer e durante l'anamnesi avrebbe segnalato di aver sofferto in passato di tromboflebiti. Escludo correlazioni, ma è giusto fare chiarezza alle parole di Benazzi, siamo vicini ai familiari.